Buon pomeriggio e ben ritrovati signori e signori, io sono Lord Perso e siamo tornati su Rondo e Total War con la mod di Vida e Timpera per andare a giocare, per andare a cercare di portare a termine questa campagna con Roma. Siamo in un periodo veramente di grandi scontri nel bacino del Mediterraneo perché la Repubblica si è spaccata. Purtroppo è successo per la seconda volta. Se la prima volta c'era andata molto bene, a questo giro ci è andata sicuramente molto peggio perché abbiamo perso completamente tutta la parte spagnola, completamente, e anche parte della Mauritania, che si sono ribellati. Abbiamo perso purtroppo la 10ª africana, che se avete seguito questi gameplay è stata una delle legioni che ha portato in alto il vessillo romano in terra straniera, quindi grande vergogna, grande senso di perdita proviamo noi romani, noi repubblicani, che abbiamo visto la 10ª non solo passare nella fazione nemica, ma anche attaccare un villaggio importante, un insediamento importante che è quello di Odessos, qua a nord della Grecia, e questo non va assolutamente bene. Siamo in una fase, tra l'altro, di recupero totale delle legioni, nel senso che ne stiamo veramente cercando di spawnare il più possibile e stiamo richiamando legioni dal confine nord, e questo è un bel problema perché ci lascia, oltre che il confine sguarnito, quindi i popoli germanici potrebbero in qualsiasi momento invaderci anche da nord. Dicevo, è un gran problema perché queste legioni verranno poi occupate per la riconquista, diciamo, una sorta di anticipazione di quello che avverrà poi nel Medioevo, comunque una riconquista spagnola. Ed è un bel problema. Tra l'altro anche nella porzione africana, che non è particolarmente ricca di truppe, purtroppo potremmo avere degli assedi nei territori africani, il che è un problema perché comunque ci sono tante fazioni africane nel cuore, diciamo, nella parte desertica, che potrebbero darci delle problematiche perché comunque sono abbastanza incontrollabili. L'unica nota positiva è che siamo riusciti a nord col confine con i Parti. Ricordiamo che siamo in un conflitto lungo, che si prevede sarà un conflitto lungo contro i Parti, che non vogliono mollare il colpo. E dicevo, ci è andata bene perché nelle province ribelli un po' più estreme, che hanno approfittato della guerra civile per ribellarsi anch'esse, sono state subito bloccate e sedate le rivolte, e anzi siamo già in una fase di attacco, come potete vedere, contro i Parti da questa legione, la legione prima italica, grande legione storica della Repubblica, e la legione 13ª Marzia, che è nata nella parte, se vi ricordate, nella parte della greca, diciamo, e che ci sta dando comunque delle soddisfazioni importanti perché adesso punteremo a isolare i Parti, perlomeno nel bacino del Mar Nero, in modo tale che non abbiamo, diciamo che non dobbiamo preoccuparci delle navi e possiamo così concentrarci sull'inviare navi in Spagna, che comunque... Mentre invece qui abbiamo perso purtroppo l'insediamento di Ectabana. Una volta conquistato, come vedete, i Parti hanno schierato tutti i loro eserciti, o comunque gli eserciti che noi siamo riusciti a spottare, e come vedete hanno riconquistato l'insediamento. Fortunatamente la legione che aveva conquistato l'insediamento, eccola qui, la 7ª Concordialis, anche lei legione storica della Repubblica, è riuscita a scappare letteralmente a Susa, liberare l'insediamento per Roma, e adesso dovrebbe, i piani erano ancora di tornare a Cesifonte per, diciamo, blindare la discesa di queste truppe sia dal fronte sud, quello di Cesifonte, sia dal fronte, diciamo, medio, che portava ad Edessa ed Atra, quindi avere, diciamo, 3 legioni che coprono questa zona. Invece abbiamo deciso, diciamo, in accordo con i vari consiglieri e generali, la legione ha deciso di andare a Gor per liberare anche la cittadina di Gor e dare più problematiche possibili ai Parti prima di rientrare.
Ovviamente signori ci aspetteremo una bella ondata, soprattutto in questa zona. Adesso la nostra spia è qui per farci vedere gli vari spostamenti. Noi abbiamo un bisogno di denaro incredibile, non vogliamo alzare le tasse perché già la situazione è veramente in bilico, veramente, diciamo, siamo messi male ragazzi, cioè siamo messi, la guerra civile potrebbe essere, allora, non ci è andata così male perché potevano ribellarsi in province ben più importanti, però abbiamo perso un bel pezzo della nostra repubblica. Quindi diciamo siamo in cerca di soldi, e per questo che la prima Italica ci eravamo lasciati con l'attacco alla città di Artaxa. Quindi riprendiamo il game con questo attacco. Io lo vado a giocare perché ho l'artiglieria e sono sicuro che l'artiglieria mi darà un bel vantaggio contro le truppe che tenteranno di difendere la città. Speriamo solo di avere un punto alto dove poterci mettere. Ok, allora iniziamo lo schieramento. Vediamo un attimo com'è la situa. Questo mi piace. Questo mi piace assai. È un po' lontano, Fatemi vedere quant'è la gittata. Allora, fatemi vedere. Beh, abbastanza buona in realtà. Allora, se riusciamo a portarli dalla nostra, questo altopiano qua non è affatto male, ragazzi, da dove ci fanno arrivare. Anche qui si potrebbe puntare, Vediamo. Anche qua, bello, mi piace questa visuale. Allora, io lo farei qui solo perché semplicemente è più centrato. Bello, allora cercheremo, visto che abbiamo tanta cavalleria, di portare loro da noi e non andare noi da loro. Ora non sarà così semplice, più facile a dirsi che a farsi, però distribuiamo le truppe in modo tale da difendere queste zone con il tiro tranquillamente. Allora, questi sono truppe da attacco diretto, quindi da carica, quindi le lasciamo così. Queste le schieriamo in questo modo. Il nostro generale ovviamente sta sopra la collina e guarda, osserva la situazione dall'alto. Mamma mia, che bello, mi sta venendo i brividi, ragazzi. Mi sta venendo i brividi perché la situazione qua è proprio bella. E poi schieriamo le truppe nella modalità che ci piace tanto, cioè quella romana. Lasciamo le truppe migliori dietro per ora, come effettivamente era ai tempi. Qui abbiamo la corte, la spostiamo qua e giochiamo così, in modo tale da... Ma potremmo fare anche, in realtà anche qua, delle legioni in questo modo, No, vediamo. Allora questa la mettiamo così. Va bene, dai. Iniziamo la battaglia. Vediamo un attimo come si dispongono i nemici. Ok, ecco che li vediamo. Andiamo magari a spottarli un po' di più. Ci spostiamo da queste parti. Anche con la cavalleria prendiamo la larga, in modo tale che... Ok. Loro... Ok, ci hanno visto adesso. Beh, mamma mia, qua con l'artiglieria è una figata, ragazzi. In difesa qui con l'artiglieria su questa specie di acropoli è una figata. Ok, eccoli che arrivano. Ma sì, io gli lascerei anche il fuoco a volontà. Vediamo solo dov'è il range. Ok, sono a portata di tiro adesso. Allora, siccome non mi piace fare il fuoco a volontà, aspettiamo un attimo. Ok, ecco i primi colpi arrivano, belli potenti. Sì, tirate su questi per favore. Ok. Ok, ottimo. Ottimo, arrivano ancora i tiri, perfetto. Allora, fermi. Fermi, fermi. Fermi, fermi, che adesso ci divertiamo. Qui abbiamo una cavalleria loro che potrebbe tirare sui nostri, quindi facciamo una manovra a tenaglia. Cioè, quindi, eccoli qua, vedete che sapevo che avrebbero tirato. Allontaniamoci dalle frecce. Ok, non ci hanno preso, ottimo. Allora, guarda,
Allora, li attiriamo di qua e con questi li prendiamo alle spalle. Vediamo se riusciamo. Attenzione. Ok, gli arcieri ci tirano sulle nostre legioni, ma a me non interessa. È scattata la trappola. Ora, inversione, signori, per non essere presi alle spalle. Superiamo il tiro. Loro continuano a tirarci. Attenzione, dal dietro arriva l'altra cavalleria. Non se ne sono ancora accorti. Adesso sì. Ma i nostri sono già diciamo, sul tracciato per colpire. Ok, signori, adesso qua. Ok, rimaniamo così. Ok, mettetevi in questo modo. Ok, li abbiamo persi. Li abbiamo persi, ma niente ben per nuocere, perché adesso faremo un attacchino interessante. Ok, sono queste tre. Ok, alle loro spalle. Ok, perfetto. Mettiamoci così, per favore. Voi andate a intercettare questi. Voi andate a intercettare questi. E voi andate a intercettare questi. Toglietevi da questa formazione e andate qua, per favore. Ok, attenzione a questi. Ok, la cavalleria sta facendo man bassa. Dobbiamo fare più danni possibili. Ma la cavalleria veramente colpisce il nemico senza pietà. Voi andate a farvi proprio un combattimento a parte, grazie. Questi cosa cacchio stanno facendo? Fate il giro, per favore. Artiglieria, tirate su questi, per favore. Ok, rinforzate questo lato, per favore. Ok, ci siamo, ci siamo. Cavallerie che prendono la tangente, ma ci sta, perché fa parte del gioco. Ok, vabbè, qua diciamo che non hanno posto grande resistenza. Ci mettiamo in... no, aspettate qua sopra. Ok. Ok, stanno ormai lasciando veramente il campo a brandelli. Attenzione, questa cavalleria qua cosa è successo? Si è persa. No, andate a seguirli, per favore. Oppure tornate, facciamo il giro. Entriamo in città, facciamo il giro e prendiamo gli arcieri alle spalle. Qua, benissimo, li abbiamo intercettati. Ottimo. Perfetto. Ok, tornate indietro, per favore. Ok, l'artiglieria, tanta roba. Tirate su questi che ce l'avete, avete un bel tiro pulito. Ok. Mamma mia, questi qua devastati. Devastati. Sotto assedio. Mamma mia. Ecco i romani che scendono ormai dalla collina. Perfetto. Perfetto. Spingetevi di qua voi, grazie. Anzi, qua. Ora tirate su questi, per favore. E ci facciamo un bel panino. Il generale ormai è andato anche lui. Ok, qui dovrebbero averli raggiunti, qui in fondo. Fate il giro, per favore, di lato. E ok, perfetto. Schieratevi meglio, per favore. Anche voi scendete. Ok. Ok. Dentro di qua. Forza. Attenti ai lancieri, ma non dovremmo centrarli. Perfetto, si allontanano. Ok. Tirate su questi, non sulla mia cavalleria, grazie. Ok, qui paninozzo tra le cavallerie. Vabbè, signori. E rimangono solo loro. Ci schieriamo. Ok, perfetto. E rinunciano. Adesso proviamo l'ultimo attacco. Attenzione. Togliamo perfetto, signori. Mamma mia, che bella questa battaglia. Bellissimo l'altopiano. Il fatto di vedere dall'alto. Bella, mi è piaciuta. Loro che sono ovviamente sprovveduti sono venuti incontro a noi e noi li abbiamo falciati. Bello, bellissimo. 36 perdite, signori. Bello, bellissima questa battaglia. Durata anche poco, bella pulita.
mi è piaciuta. Bella. Ok. Devastata anche Artaxa, che crolla sotto l'impeto romano. Guardate, mi piacerebbe liberarla, però devo assolutamente saccheggiarla. Anche una razzia non mi dispiacerebbe, vi dico la verità. Ma credo, adesso io vado a fare il saccheggio, ma credo che Artaxa, esatto, non posso razziarla perché altrimenti queste due città qui mi collassano. Quindi abbiamo recuperato un po' di denaro, ce ne torniamo indietro. Peccato non riuscire a tornare a Carana, però va bene, dai, va bene così. Qui dovremmo avere una spia, eccola qua. Ok, sì, l'avevo mandata a nord per vedere qual era la situazione, perché i parti sono anche in guerra con loro, con i cimmeri, se non erro. E questo potremmo usarlo a nostro vantaggio. Fatemi vedere, esatto. Tipo con un patto di non aggressione me lo rifiutano. Ma se io faccio ti pago? No. Allora, patto di non aggressione, pagamenti 1000, dai, 1000. No, non vogliono. Allora, se io però ti chiedo anche... Allora, ti chiedo il patto di un'aggressione e ti chiedo anche il commercio. Ah, già abbiamo il commercio, già abbiamo l'accordo commerciale. Vabbè, allora no, se abbiamo già l'accordo commerciale non mi interessa. Loro chi sono invece? E loro i tissageti. Ok, vabbè. Speriamo che questi non... Io ho una paura che loro entrino a favore dei parti. Però, se dovesse succedere, ragazzi, pace amen. Minei, dove sono? Ah, qua è Minei. Ah, Minei, ma mi date... Ah, sono una satrapia. Sono una satrapia loro dei Saba, che non ci amano. Ma Minei, se mi date... Voi me lo date l'accordo commerciale? Ma figurati. Ma ci odiano perché abbiamo lasciato entrare Kush in questa provincia, ma non sanno che anche noi attaccheremo Kush per prendere queste due. Quindi, vabbè. Ma questa è un'altra storia. Allora, niente, abbiamo detto 5.000. 5.000 significa più soldi per Roma, che potrebbe tentare, non lo so, dipende dalle altre truppe. Tipo qua potrebbero prendere una truppa in più da dedicare alla campagna. Qui abbiamo addirittura le falangi. Addirittura. Tipo una truppa in più potrebbe essere buono del tiro, però abbiamo già abbastanza scorpioni, quindi io farei delle truppe appiedate, tipo i legionari corazzati, o addirittura, visto che i corazzati per la difesa abbiamo già le picche, io utilizzerei quasi quasi dei legionari con un buon tiro. O si potrebbe cercare la cavalleria. Questa ha un bel bonus alla carica, questa. Bel bonus alla carica. Ma io andrei su questo qui, dai. Sprechiamo un po' i soldi così. Cioè, non ne sono mai sprecati ovviamente quando si fanno truppe, però avete capito. Dove stanno gli altri romani? Loro sono 16. Tipo 16. Questi sicuramente avranno bisogno di un reclutamento. Questi già stanno reclutando, va bene. Sto pensando dove altro potremmo utilizzare questi fondi. Ma non ho grande... Qua potremmo utilizzarli, anche se hanno già 2 corte delle aquile, però prendere delle truppe in più non sarebbe male. Sicuramente delle truppe di difesa, visto che siamo in una situazione un po' delicata. Ci portiamo almeno a 18, perché 16 sono un po' pochine, almeno a 18. Qua controlliamo questo ponte, ma in realtà a noi interessa Cesifonte, vabbè. Però controlliamo il ponte perché abbiamo comunque dei lancieri abbastanza buoni da sacrificare qualora ci fosse uno scontro. Va bene, dai, allora andiamo avanti con il turno. Ah, posso emanare un editto nelle province da me controllate, quindi... beh, certo, perché adesso si è liberato ovviamente una provincia. Quindi vediamo dove posso fare un editto che ci può dare qualche risorsa in più. Però
Pressione fiscale abbiamo qua. Ma mi sa che sono solo dalla parte... sì, da questa parte qua. Potremmo dargli romanizzazione, però ho paura di attirare ancora più le cattiverie. Ecco, tipo qua ci potrebbe stare, visto che tutto mi sembra sul comunque base commerciale, sì, più o meno. Più che altro agricoltura qua, vedo. Io vorrei invece andare sul commercio. Cartagine ha l'ordine pubblico pushato. Minchia, l'ordine pubblico pushato e siamo a meno 16. Ah no. Per fortuna che l'ordine pubblico pushato. Niente, dai, facciamo qua. Facciamo, boh, qualcosa a livello... Ma sì, andiamo su pressione fiscale perché non ha senso fare altro. Potevamo fare anche qualcosa a Antiochia, che abbiamo romanizzazione da Antiochia. Magari sarebbe stato bello, più che romanizzazione, fare aumentare la pressione fiscale. Dai, lo andiamo a cambiare e basta. Andiamo avanti al fine turno. Cosa cacchio fanno gli egiziani? Come si permettono? Eccoli qua. Continua la campagna di attacco da parte dei nostri nemici. Io a questo punto me la vado a giocare, ma non penso di farvela vedere. Vado a giocare io e basta. Continua a bruciare, ovviamente, perché stanno cercando probabilmente soldi. Quindi continuano a bruciare, come appunto gli aveva insegnato la Repubblica, tutte le città. E purtroppo è così, ragazzi. Few moments later. Hanno conquistato il centro cittadino e adesso è andata. Va bene, dai, dai, dai. Abbiamo tolto 393 uomini. Non hanno più la cavalleria. E guardate, ragazzi, che questo, non avere la cavalleria, è un grande vantaggio per noi, Loro hanno un expertise veramente pazzesco. Però vedrete che non avere più la cavalleria ci porterà in grande vantaggio. Cade un altro villaggio. Però gli abbiamo fatto fuori il generale, Gli abbiamo fatto fuori il generale. Sì, certo, perché era la cavalleria. Certo. Bene, adesso si saranno indeboliti parecchio senza il generale. Senza un generale, diciamo, con un certa expertise. Ok, un altro trionfo per i nostri generali. Perfetto, grado aumentato del generale. Vabbè, ovviamente pestilenze, sovversioni, banditismo. Vabbè, in finale almeno abbiamo un trionfo. Allora, ok, ci siamo. Stiamo adesso, solo che arriveremo probabilmente ad assediare Aracillum in autunno, se non addirittura inverno. Non buono per noi, questa cosa. Questa cosa non è buona per noi. Ok, ragazzi, ragazzi, quante poche entrate. Ma scherziamo? Ma ragazzi, abbiamo delle entrate bassissime. Ma come facciamo a mantenere tutte queste truppe e prenderne delle altre con queste entrate così basse, ragazzi? Porca miseriaccia. Allora, spostiamo intanto la legione qua. No, ragazzi, ma non possiamo mica andare a prenderci la parte africana con queste poche legioni, con queste poche truppe. Come si fa? Ma come si fa? Intanto qui cosa sta succedendo? Loro
Allora, qui non ci sono, va bene. Spostiamo la nostra spia. Eccoli qua. Ok, qua si sono. Scendiamo un attimo ancora. Ok. Cerchiamo di tenerli sott'occhio per capire cosa sta accadendo. Qua adesso le mie città si stanno riprendendo, ok, come morale. È che io vorrei avere la pace con loro, in modo tale da poter spostare almeno una legione, ma niente da fare. Adesso qua la vedo molto molto difficile. Andiamo su Artaxa ancora e vediamo cosa fare. 84, no, questa me la devo giocare ancora perché non ha senso. Ovviamente a voi non la farò vedere. No. Potremmo provare un attacco a Phasis e a quel punto qua o liberare la città. Phasis, Gabata. Ah, Gabata è sotto un'altra, è una città che c'è qui che non conosciamo, però è sotto un altro, non è sotto loro. Quindi loro hanno questa, questa e questa. Quindi se io gli togliessi Phasis e questa città, teoricamente loro a nord non hanno più nulla. Quindi potrei ripiegare una legione verso la parte centrale, che è quella che mi preoccupa di più. Tipo questa. Allora, intanto diamogli una formazione in roccaforte. Allora, qua però possiamo andare a rompere le scatole, Andiamo. Grazie che il passo è bloccato, l'ho fatto apposta. Ok, perfetto. Hanno già combattuto tra l'altro. Allora, vediamo cosa mi dà il computer. 88 è gestibile, secondo me 88. Lo si può fare, anche perché io non ho delle artiglierie messe benissimo. Mamma mia, potentissimi questi arcieri. Quella. Ma contro chi stanno combattendo? Forse contro i Seleucidi. 88. Ma sì, cosa rischio qua? La cavalleria. E basta. Dai, andiamo a fare la difesa. Ok. Infatti non ho perso, come vi dicevo. Ho rischiato leggermente la cavalleria e basta. Ottimo. Ottimo. Ok. Allora, la città la andiamo a liberare. Certo non mi interessa avere delle città qua sotto al mio controllo, però mi interessa togliere loro. Purtroppo non ho il commercio con loro. Purtroppo. Però va bene. Quindi adesso, scusate, ce ne torniamo indietro. Vabbè, sconfinamento, piccolo sconfinamento, può capitare. Può capitare, benissimo, gli abbiamo dato fastidio. Queste città più grandi non vado a prenderle, anche perché io voglio che loro si concentrino su queste città più piccole, che per loro adesso sono dei ribelli fondamentalmente. E va bene così. Vediamo se magari loro mi intrecciano dei... Ah, loro sono in guerra con i Seleucidi. Allora, volendo, potrei attaccare i Seleucidi con questa legione, che alla fine sono tutti in mare. Volendo, li potrei attaccare. Ma noi non avevamo dei patti con i Seleucidi? No, non avevamo nessun patto. Ci vogliono solo molto bene e abbiamo un accordo commerciale. Potrei effettivamente attaccare i Seleucidi, togliermi dalle scatole e andare a commerciare con Susa e forse con Gor, in modo tale niente, poi tenere il confine. Però significherebbe, perché secondo me questi da qua riescono a scendere e attaccarmi qua, però significherebbe avere questa legione che dovrebbe difendere Cesifonte, dovrebbe in realtà risiedere qua. Insomma, a me non fa impazzire la cosa, perché appunto non ho grandi territori di difesa. Cioè non ho, scusate, tante legioni. Però fazione incontrata. Vabbè, ma sono tutte... ho incontrato una fazione qua. Fatemi vedere che fazione è questa.
Questi. Questi che ce l'hanno a morte con i suicidi e con i parti. Mi dà il patto in aggressione. Ah, forse sono loro che hanno dato fastidio. E chiedo... non lo so. Cosa chiedo? Non posso chiedere nient'altro. Faccio dare dei soldi. Ah, me ne darebbero... quanti me ne danno? Parecchi. Il massimo no. Proviamo 8000. Vabbè, era una bella richiesta. Potremmo fare alleanza difensiva addirittura. Un'alleanza difensiva addirittura. Però a me, io onestamente non voglio andare fino a là, onestamente. Alleanza militare alta. Cioè arrivare fino a qua mi piacerebbe, perché vedrei un po' la mappa. Però onestamente io non... cioè adesso non è gameplay quello di allearsi con un alleato così lontano. Cioè... dai, non ha senso. Chiedo 7000, non me li danno. Cioè cerchiamo di essere un po' più storici, ecco. Loro ci hanno dato un patto di non aggressione regalandoci 6000 fondamentalmente. Comunque stanno qua. Eccoli qui. Bene, a me, ma anche bene me. Quindi adesso diciamo che il fronte per loro si è allargato, perché ho liberato queste due città che sono in guerra, giusto? Con i parti, fatemi vedere. No, non sono in guerra con i parti. Però glielo posso chiedere. Contro la Partia. Bassa, perché loro... gli offro io... ah, moderata, così accetterebbero. Allora, vediamo un attimo, sono stato stupido. Pensavo di poter avere... bassa, però se gli... vediamo. Scusate, non richiedi ma offri. Già moderata, se faccio così. 2008 per partecipare alla guerra contro i parti. Va bene. Ok, e poi partecipa alla guerra contro... eccolo qua, Partia. E io la faccio contro i Seleucidi. Potrebbe essere qualcosa di interessante da fare. Allora, aspetta, fammi vedere. Non accettano. Non accettano, non vogliono scontrarsi contro i parti. Probabilmente hanno delle affinità. Però loro sì. Quindi adesso abbiamo un alleato vero contro i parti. E non solo uno stato tampone. Il problema, ragazzi, è che non ho... cioè non ho entrate io. Cioè non ho entrate. Allora mandiamo la nostra spia a nord. Vediamo un attimo com'è la situazione qua, va. Ok, sembrerebbe che utilizzino solo come porto. Non vedo truppe. Adesso magari la spingo un po' più a nord ancora. Non troppo, perché sennò non ho più l'appoggio. Qui i fedeli di Anita sono 5. Potrei andare a saccheggiare anche questa città, effettivamente. Addirittura questa potrei proprio razziarla, Fasis, e poi la lascio al suo destino. Perché io ho disperato bisogno di risorse. Se questi mi attaccano a tradimento le città, io sono fregato. Poi mi sto concentrando troppo su qua. Io devo andare invece qui a mettere le mie truppe. È qui che devo buttare i miei denari. Allora, vediamo un attimo. Non è anche del tiro. Però sprecare il tiro così mi sembra un po' bruttino. Facciamo un'altra cavalleria.
a truppe potrebbe anche andare bene. Facciamo 2 cavallerie, visto che un po' di soldi ce l'ho. E via. 1, 2, 3, 4, anche 5, dai. Facciamo l'esercito fatto così. Così questo... Ah. Niente, allora facciamo che questo lo tolgo. Così il prossimo attacco lo possiamo fare. Fatemi vedere. Questi, appunto. Teoricamente dovrei riuscire ad arrivare qua. Hanno iniziato a spawnare legioni. Però qui abbiamo una legione bloccata. Qui vedo una flotta. Vabbè, si stanno riorganizzando anche loro in Spagna. Però, ragazzi, non so cosa fare. Qui la situazione è tragica. La situazione è tragica. Ok. Mamma mia, ma quanto mi costano qua le truppe? Tantissimo. Questa ora che arriva, Campacavallo. 3 turni almeno. Vabbè, d'altronde ragazzi, appunto, spero non passino per Nicomedia, piuttosto che scendano su Pupuldeva, piuttosto. Allora, anzi, fatemi fare una bella cosa. 1, 2, 3. Allora, fin dove c'è il range della città, qua, quindi portiamoli qui. E poi andiamo a fare 1, 2, 3. Che anche se mi attaccassero, cioè facessero il G e mi attaccassero, sarei comunque in una posizione abbastanza sopraelevata. Quindi comunque posso utilizzare benissimo le mie legioni con la cavalleria. Loro non hanno cavalleria, quindi questo mi darebbe un vantaggio enorme sugli arcieri. Quindi dai signori, concludiamola qua. Poi me vado a giocare queste partite qui e vediamo. Facciamo anche il movimento per l'assedio di Phasis. Io ho 2 artiglierie ragazzi. Questa ce l'andiamo a giocare e ce l'andiamo a vincere tranquillamente. Con 2 artiglierie non penso di avere problematiche sul numero di truppe. Phasis la razio, tanto fa provincia a sé, quindi a me non interessa e sono tranquillo. Va bene signori, grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Pregate Giove ragazzi, perché qua la vedo veramente dura. Grazie per essere rimasti con me, like, commenti, alla prossima.